Dal candidato sindaco, avvocato Salvatore Pennica, arriva un accorato invito all'altro candidato, al sindaco Zambuto, a un confronto televisivo, cosa peraltro auspicata anche da noi emittenti televisive. È da 48 ore che dico a Zambuto di venirsi a confrontare, è da 48 ore che Zambuto fugge come il coniglio. Io sono disposto anche ad un confronto in cui lui venga accompagnato per mano dal suocero, il grande suggeritore. Si possono sedere lui e il suocero e si confrontano. Il problema serio è: io desidero parlare alla città di visioni alternative relative al piano regolatore, all'acqua e all'immondizia. Sul piano regolatore, se viene accompagnato dal suocero, potrà spiegare meglio alla città quali sono le prerogative, gli interessi. Non è possibile che in democrazia un sindaco uscente abbia paura di confrontarsi con lo sfidante. In America non si può fare l'elezione se non c'è il confronto. Allora, caro sindaco uscente, ti invito pubblicamente al confronto. Se hai paura, vieni accompagnato per mano dal suocero, porta pure il suocero e parliamo della casta, e parliamo della politica, e parliamo del piano regolatore generale, degli interessi che ci sono sottesi al piano regolatore generale. Questa è democrazia. Il resto è semplice demagogia.